burocrazia e pochi cantieri aperti, fate presto. Il presidente della provincia e sindaco di Castelfranco si rivolge a consorzi di bonifica e genio civile, mentre la conta dei danni è milionaria per l'ultima alluvione nella Marca. Ieri sera la tromba d'aria a Gorgo al Monticano, oggi la conta dei danni e la bonifica, la copertura del capannone devastato a Eternity, il sindaco, evento straordinario, sembrava un tornado. Sterminare le nutrie per proteggere gli asini dei fiumi dalle esondazioni, il meloniano Gioformaggio rilancia le parole di Zaia, ma invoca anche l'intervento dei cacciatori, bagarra al ring con Andrea Zanoni del PD. È il primo candidato presidente alle regionali, l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave, radiato dall'Ordine dei Medici per le sue posizioni sul Covid, scende in campo, sanità pubblica, al primo posto dice: ladri tentano nella notte un colpo in un mobilificio di Meduna di Livenza, ma una pattuglia dei carabinieri li coglie in flagrante, tra gli arrestati anche un ex dipendente. Nel 2021 ha percepito il reddito di cittadinanza senza dichiarare 42.000 euro in contanti, con i quali il marito è stato bloccato all'aeroporto di Milano, nei guai una trentenne nigeriana. Truffe agli anziani, sono oltre 100 le denunce arrivate ai carabinieri in un anno e ora parte la campagna di contrasto sugli autobus in collaborazione con MOM. Svolta storica sulla protezione del lupo e nuovi scenari per gli allevatori. Dopo tante predazioni, il via libera è arrivato oggi in Consiglio europeo, declassata la tutela dell'animale. Rugby, dopo l'esordio in campionato con il pareggio strappato a Monigo contro gli Scarlet, coach Bortolami prepara la sfida del Benetton contro Glasgow di venerdì, una trasferta da brividi per i leoni. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli l'avete sentito: troppa burocrazia e pochi cantieri aperti. Fate presto, così il presidente della provincia e sindaco di Castelfranco Stefano Marcon si rivolge a consorzi di bonifica e genio civile, e questo mentre la conta dei danni per l'ultima ondata di maltempo prosegue da Silea a Preganzioli. L'appello è quello di accelerare sulla burocrazia, perché da maggio ad oggi io so che tanto il genio civile quanto i consorzi di bonifica si sono mossi per produrre dei piani di manutenzione, dei piani straordinari per nuove opere. Però dico che ad oggi, passati 4 mesi dall'alluvione di maggio, 5 mesi anzi, scusate, non si è visto nessun riscontro concreto. Progetti tanti, cantieri pochi, parla nella duplice veste di sindaco di Castelfranco e presidente della provincia Stefano Marcon. Destinatari sono i consorzi di bonifica e il genio civile, a poco meno di 48 ore dall'ultima ondata di maltempo che ha lasciato segni pesanti non solo nella città del Giorgione, ma anche a Silea, Preganziola, San Zeno a Treviso, Casier, solo per citarne alcuni. Però passata l'emergenza poi non si vede alcun tipo di azione di manutenzione. So che stanno lavorando ai piani, devono fare i bandi di gara, tutte le cose che sono previste dalla procedura, però so anche che non abbiamo più tempo, i cittadini non hanno più pazienza, capisci? Quindi diamoci da fare tutti, l'appello è che tutti facciano più presto che possono, perché non c'è tempo da perdere. Anche perché, dice sempre Marcon, la stagione più critica, l'autunno, è alle porte. Ciascuno quindi faccia la propria parte. I canali irrigui sono competenza dei consorzi di bonifica, alcuni corsi d'acqua, per esempio a Castelfranco Veneto ne abbiamo 2, il Musone è competenza del Genio, la Venale è competenza del consorzio di bonifica Piave. Se cambia il clima, questo è il principio, devono cambiare anche gli strumenti, non è solo questione burocratica ma pure economica, che riguarda da vicino i comuni. Bisognerebbe avere la possibilità di avere le risorse per programmare manutenzioni e programmare opere strategiche in anticipo alle emergenze, altrimenti siamo sempre lì a rincorrere danni che succedono, paure dei cittadini, e finora siamo stati anche fortunati nella zona nostra che non abbiamo avuto vittime o feriti, e abbiamo visto in giro per il paese che così non è sempre. Ieri sera la tromba d'aria a Gorgo al Monticano, oggi la conta dei danni e la bonifica, la copertura del capannone devastato era in Eternity, il sindaco, evento straordinario, potente ma per fortuna circoscritto, il titolare: danni pesanti non sono assicurato.
fortuna è aperta campagna, perché se una cosa così succede in un centro abitato non saprei dire quanti danni potremmo stare qui a quantificare ora. Tira un mezzo sospiro di sollievo il sindaco di Gorgo al Monticano Firmino Vettori, guardando alla devastazione provocata dalla tromba d'aria che si è abbattuta in via Marco Trozzo nei campi vicino alla frazione di Navolè. Un evento estremo, potente quanto circoscritto. Questa foto, diventata virale, è stata scattata a Motta di Livenza, a circa 3 chilometri in linea d'aria da qui. Non è l'unico evento, 2 mesi fa, 2 mesi e mezzo abbiamo avuto un'altra piccola tromba d'aria, cosa che non siamo proprio abituati in questo territorio a vedere trombe d'aria o piccoli tornado, insomma nascono così dal niente e se ne vanno, però lasciano traccia di dove passano. Un'estate anomala, la definisce Vettori. Di certo la tromba d'aria ha devastato prima questo capannone, poi ha intaccato il tetto di una vicina abitazione privata. Mario Basso è il titolare dell'azienda agricola. Visto i danni che ci sono, ho capito subito che c'era stata una tromba d'aria. Lei ha quantificato in quanto il danno? In circa 50-60 mila euro. Cifra che comprende anche la bonifica dell'amianto. La copertura era infatti in Eternit. Già questa mattina siamo intervenuti con una ditta specializzata che ha già interpellato lo Spisal proprio per fare un intervento di urgenza. Nel frattempo speriamo che non piova più, perché comunque poi sappiamo che l'Eternit a terra sotto la pioggia è pericoloso. E senta, signor Mario, lei è assicurato? No, non sono assicurato. Questo è un tema, quindi dovrà scucirli di tasca propria questi 50-60 mila euro. Anche perché mi diceva l'assicuratore che non fanno polizze dove c'è Eternit, a meno che non ci sia polizze di 50 anni fa. Resta un danno ingente, lo stesso comune cercherà una via. In ufficio tecnico ne abbiamo parlato per vedere appunto se c'è la possibilità di dare una mano alla famiglia Basso, perché proprio stamattina appunto mi ha detto, quando eravamo qui col tecnico, che non è assicurato, quindi li deve sborsare tutti di tasca propria. Speriamo che in questa calamità naturale non rientri solo l'acqua, ma anche sto benedetto ciclone. Fenomeno preceduto da una pioggia battente sia a Navolè che nella vicina Mansuè. Più e basta, 20 era che dentro l'acqua. Sono stato alla porta dell'acqua fino sotto all'Inda. Mi buttando che più è tiro di qua. Che ti fermi sta? La bagnata dell'estate. Ed il giorno dopo anche la conta dei danni in via del Mozzato e in via Ghirada, dove il maltempo ha colpito più duramente. Erano ben 6 le auto sepolte sotto i 2 metri d'acqua, almeno 100.000 euro i danni stimati. Pensavamo che ieri sera il più fosse fatto, invece il più è adesso e forse anche domani, perché è venuto fuori il mondo. Sarà l'occasione per pulire i garage. Grazie. La state prendendo con filosofia. Ma bisogna prenderla con filosofia, perché cosa si può fare? Non si può fare niente. Il giorno dopo arriva la conta dei danni, mentre ancora si continua a pulire il fango e a sgombrare garage scantinati. Un lavoro incessante per restituire l'agibilità dei locali danneggiati e soprattutto ritornare alla vita normale, con tanta delusione e rassegnazione per quello che non si potrà più recuperare. Dentro al garage di via del Mozzato, dove gas e corrente sono tornate solo dopo oltre 12 ore, erano ben 6 le auto intrappolate nei rispettivi box, oltre ad una Vespa e tantissimi oggetti personali, la maggior parte dei quali saranno probabilmente da buttare. Buttiamo via le cose che non servono più, purtroppo tante cose, tanti affetti personali, tanti, quelli sì. Pianto tanto il cuore buttare via le videocassette dei miei bambini, che hanno più di 40 anni ormai, però le abbiamo buttate senza pensarci. Basta. Anche in via Ghirada si continua a pulire il fango dai garage e dalle case e i residenti cominciano a pensare al futuro in modo differente. Il sindaco ha garantito che il bacino di laminazione di San Lazzaro ha funzionato, ma non basta. Saremmo stati sotto di 1 metro, penso, non lo so, perché questa volta arrivava veramente distante. Questa purtroppo è proprio una conca, per cui arriva da via San Zeno, dalla Ghirada in su, arriva tutta qua e qui si ferma. Non scaricano bene questi scoli qui. Comincia a diventare seria. Io sono in affitto e penso di cambiare, perché non si può stare in questa situazione in allerta ogni volta che piove per più di 10 minuti, non
non è vivibile più. Intanto a Villorba il comune ha stanziato 35.000 euro per lavori straordinari di manutenzione di 3 chilometri di fossati a Lancenigo e sarà inoltre creato un percorso di scarico dell'acqua in eccesso su un nuovo bacino di laminazione in via Montegrappa. L'inizio dei lavori è fissato entro 15 giorni, lo farà una ditta specializzata e saranno coinvolti anche i tecnici del Consorzio Piave. Maltempo, la spiegazione dell'esperto: temporali intensi e ripetuti come quelli degli scorsi giorni causati dalla maggiore energia presente in atmosfera. Essendoci una maggiore energia, c'è una tendenza ad avere un maggior numero di fenomeni intensi con precipitazioni più facilmente concentrate in un numero minore di eventi. Più energia nell'atmosfera, più i fenomeni temporaleschi possono essere intensi. È quello che sta accadendo in questi giorni in tutto il Veneto. E quella che vediamo a sinistra è la distribuzione delle piogge quantitativi sul Veneto, dove si vede che c'è appunto una fascia di precipitazioni che va dal Veronese sull'occidentale, passa attraverso il Vicentino centro-sud, l'Alta Padovana e poi va a investire il Trevigiano. Si è trattato di un episodio misto in cui ci sono state sia precipitazioni temporalesche di forte intensità, sia delle precipitazioni legate un po' al flusso un po' più persistenti. Abbiamo avuto diversi temporali e alcuni di questi si sono spostati lentamente e in alcuni casi questi temporali sullo stesso territorio hanno avuto più di un passaggio di temporali, e questo ha fatto sì che se noi mescoliamo l'intensità, uniamo l'intensità dei fenomeni con la loro persistenza o ripetizione, andiamo ad avere dei quantitativi che vediamo a destra, che per molte stazioni sono stati tra gli 80 e i 100 millimetri. Fenomeni che originano soprattutto nel periodo autunnale a causa del flusso di correnti calde e umide che vanno ad impattare sulla montagna, aria che si solleva e condensa dando origine alla precipitazione, motivo per cui le zone maggiormente interessate da questi eventi sono quelle prealpine. Temperature più alte significano aria più calda e quindi più energia nell'atmosfera, ed è proprio dallo scontro in determinati periodi dell'anno tra flussi di venti di temperature molto diverse che viene favorita la formazione di temporali più intensi. Sul Veneto abbiamo avuto in circa 30 anni un aumento delle temperature di 1,5 gradi, che vuol dire 0,5 gradi, mezzo grado ogni 10 anni, che sembra poco. Da un punto di vista globale e climatico è un trend estremamente significativo. Sterminare le nutrie per proteggere gli argini dei fiumi dalle esondazioni. Il meloniano Gio Formaggio rilancia le parole di Zaia di questi giorni, ma invoca anche l'intervento dei cacciatori, bagarra al ring con Andrea Zanoni del Partito Democratico. Le nutrie non sono un problema, cioè come ha detto Zaia. La nutria espiatoria non c'entrano niente, sono stati fatti dei nutria ha distrutto la nutria ha distrutto fossi e canali ovunque in Veneto. Allora sai che è la colpa a questo punto? Allora, di chi ha portato la nutria qua, che non era un animale, è stata mollata. Scusami, Formaggio, ma dimostri. La nutria deve essere sterminata. Sei anche in commissione ambiente, va bene. Vediamo chi parla a voce più alta. Però mi dice una cosa, no, io vorrei che non funzionasse così. C'è un piano di eradicazione delle nutrie del 2021 fatto da Zaia. Allora se Zaia si preoccupa e dice che è colpa delle nutrie, vuol dire che Zaia ha fallito, non sa fare nemmeno l'eradicazione delle nutrie. Perché adesso le nutrie e allora possono uccidere soltanto a se stesso, anche se allora anche adesso le nutrie non sono si capisce. Francis, lo fermi, lo capisco. Ho capito, però se mi fa dire una cosa, perché adesso è chiarissimo quello che ha detto, così non si capisce nulla, cioè non arriva neanche il messaggio diciamo di questo confronto. Però cosa dice Zanoni che è interessante? Zaia ha fatto un piano nel 2021 di eradicazione completa e questa cosa evidentemente non l'ha applicata. Dice Formaggio, adesso tocca a lei, che qui adesso la possono fare solo le guardie, diciamo chi è titolato e intervenire, catturarle, quel che è. Quindi cos'è? Caccia aperta alle nutrie? Dice che tutti i cacciatori possono uccidere, devono arrivare a poter uccidere le nutrie. Treviso, Castelfranco, Torri di Quartesolo l'abbiamo visto adesso. Questa notte sono andati sotto acqua. Bene, non c'entrava la pulizia dei fiumi,
non c'entravano le nutrie, non c'entravano gli alberi dei fiumi, non c'entrava l'escavazione dei fiumi, erano bombe d'acqua perché il clima è cambiato, l'Adriatico è più caldo, c'è più umidità e ci arriva più acqua, sono i cambiamenti climatici, quindi è inutile trovare sempre una scusante. Non c'è nessun cambiamento climatico e non c'è nessun problema, volete esasperare le persone, siamo arrivati al punto che dobbiamo andare via con la macchina elettrica, dobbiamo deindustrializzare l'Europa, siamo gli unici coglioni che aboliranno entro il 2030 il motore diesel, mentre gli altri mezzo milione di persone in Europa, gli altri 7 miliardi e mezzo, 8 andranno avanti a inquinare e a fare quello che vogliono. Ma come fai a salvare il mondo facendo l'ambientalista solo tu? Dai. E continuiamo a parlare del maltempo. Sono tornate in Veneto le squadre della protezione civile dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, colonne mobili che hanno operato soprattutto a Faenza e Brisighella, 117 i volontari coinvolti. Torna a casa il contingente della colonna mobile regionale della Protezione Civile del Veneto, partito da Faenza e Brisighella, zone maggiormente colpite dall'alluvione, per rientrare al termine delle attività assegnate: aiuto alla popolazione sfollata, pulizia e ripristino dei seminterrati invasi dal fango. La colonna mobile ha operato in Emilia-Romagna da mercoledì 18 settembre al 25. Complessivamente sono state attivate 41 organizzazioni di volontariato con 177 volontari divisi in 2 turni, che hanno lavorato per un totale di 530 giornate uomo. Il coordinamento delle operazioni è stato assegnato a 6 funzionari che si sono alternati nei comuni di Brisighella, Faenza e Riolo Terme. La provenienza dei volontari impiegati è di 13 persone da Belluno, 38 da Padova, 16 da Rovigo, 22 da Venezia, 33 da Verona, 27 da Vicenza e 28 da Treviso. Con loro è rientrata anche la colonna mobile nazionale dell'ANA, che ha operato a Faenza fin dal primo giorno, costituita da una 60ina di volontari, per lo più provenienti dal Veneto. Sicuramente ci portiamo a casa un bagaglio di esperienza molto importante e una certezza che è quella di poter lavorare tutti quanti assieme, indipendentemente da dove vengono le squadre e da chi sono i componenti delle squadre stesse. Quando si ha un obiettivo comune sicuramente il risultato è assicurato. Ed ora la politica. Il primo candidato presidente in vista delle prossime regionali nelle scorse ore, Riccardo Szumski, ex sindaco di Santa Lucia di Piave, radiato per le sue posizioni sul Covid dall'Ordine dei Medici, ha annunciato l'intenzione di correre. Sanità pubblica al primo posto, dice, e non mancano stoccate su Zaia. Noi nell'associazione Resistere abbiamo discusso in questi mesi se era opportuno che mettessimo a disposizione la mia esperienza sia medica che amministrativa per poter fare una corsa diversa al di fuori del mondo dei partiti. Abbiamo fatto un sondaggio perché non mi piace decidere senza sentire gli iscritti, cioè vorrei cambiare anche in questo modo la tendenza di sentire la gente, e il 97% di oltre 1000 iscritti hanno detto sì, che è giusto che ci proviamo a candidarci. Usa il noi Riccardo Szumski nell'annunciare la sua candidatura alla presidenza della Regione del Veneto, quando ancora una data ufficiale non c'è e i partiti cosiddetti tradizionali si stanno annusando. Un noi che però non è un plurale maiestatis. Siamo noi, perché uno da solo non va da nessuna parte. Io sono anche contrario. Nelle grandi squadre ci sono i fuoriclasse, ma senza gli altri non si vincono i campionati. È un fuoriclasse? No, io non sono un fuoriclasse, sono un faticatore, uno che non molla, questo sì. Di certo Szumski, già sindaco indipendentista di Santa Lucia di Piave, non ama le definizioni, nemmeno quelle che gli sono state date nel recente passato di Novax o No Pass. Sono per la vaccinazione responsabile, diceva nei giorni caldi in cui era stato radiato dall'Ordine dei Medici dopo una vita trascorsa nel suo ambulatorio nel centro del paese. Per lui, che ha fatto ricorso, si erano mobilitati in tanti, anche con cortei e fiaccolate. Che in quel momento là, se si fosse fatta una politica diversa, dicendo le cose come stavano la gente, senza fare terrorismo, molte cose sarebbero andate meglio, perché non è solamente l'obbligo di per sé, è il danno che abbiamo fatto a questa società. Per questo noi vogliamo recuperare anche libertà e dignità umana. Siamo frammentati, divisi, c'è rimasto un macigno brutto.
anche alcune cose che succedono che sono inspiegabili in questo tempo, dei comportamenti delle persone, sono da rifare a questo periodo che ha determinato delle turbative nella mente della gente incredibili. Chiaro che la sua priorità da candidato in pectore sia la salute. La sanità, chiaramente, io sono per una sanità pubblica che dia delle soluzioni eque ai cittadini, tutti i cittadini. Io faccio sempre questo esempio, piuttosto che il grande intervento che mi risolve un caso su 100.000, meglio risolvere bene 100.000 mal di pancia dei cittadini normali. Sanità e ambiente con la questione PFAS che sta giusto nel mezzo. PFAS in Veneto sono un problema importantissimo, sottostimato dalle giunte regionali, dati di fatto, e che sono un pericolo per la salute. C'è uno studio dell'Università di Padova che porta 4.000 giovani con tumore al fegato messi in relazione col PFAS. Io credo che si possa fare qualcosa. Quanto all'autonomia targata Calderoli, dice Chomsky, è uno specchietto per le allodole e difficilmente sarà concessa da Roma, e ancora la Pedemontana Veneta, il cui project financing è definito un obbrobrio clamoroso. La stoccata finale a Luca Zaia e al dibattito sul terzo mandato. Puntualizziamo che sarebbe il quarto mandato, però io l'ho detto anche quando ero sindaco, c'erano i 2 mandati per il sindaco, ci siamo mica messi a piangere perché non potevo fare il terzo, in cui sarei stato francamente rieletto allora. Queste sono le regole, con queste giochiamo, poi non si possono cambiare a persona. Se si fa un discorso generale, allora prenderemo, ma non è un problema, ci sia Zaia o non Zaia, noi ci candidiamo. Mentre ha già superato quota 500.000 firme la campagna referendaria promossa da Più Europa e da numerose associazioni che chiede di dimezzare da 10 a 5 anni di residenza legale in Italia per richiedere la cittadinanza italiana. Il governatore Zaia si dice contrario alla proposta, rilanciandone un'altra. Io raccoglierei le firme per fare in modo che un cittadino, in base alla Costituzione, che è qui da 10 anni e ha compiuto i 18 anni di età, abbia d'ufficio, se hai requisiti, la cittadinanza, non debba aspettare 4-5 anni, perché questo è il vero problema, non quello di dimezzare i tempi. Dopodiché, se ci sono dei cittadini che vogliono dimezzare i tempi, è altrettanto vero che ci sono altri cittadini che non li vogliono dimezzare. Siamo il paese che dà più cittadinanze anche quest'anno, il doppio della Germania, visto considerato che non è che siamo il fanalino di coda su questo fronte, e penso che così com'è funzioni bene. Il vero problema che c'è oggi, gli immigrati che incontro io me lo dicono tutti, è che nel momento in cui hanno i requisiti o chiedono la cittadinanza italiana. Una settimana fa ho trovato una signora che è qui da 22 anni e si è laureata, master, lavora per una multinazionale in Italia, mi dice io sto aspettando da 5 anni una risposta, ho presentato le carte nel 2019. Questa è la vera sfida, da rispondere velocemente. Ed ora la cronaca, una partita fra bambini nel giardino del condominio, e questo è il motivo che ha scatenato la violenta lite tra 4 vicini accaduto a Breda di Piave nel 2020 in piena pandemia, ad innescare la discussione con i genitori dei ragazzini, le lamentele di 2 anziani, coniugi infastiditi dalle risate e forse dalle urla dei bambini. Ma la risposta dei genitori è stata violenta, sono scesi armati di un bastone da montagna con un'estremità a punta e l'altra formata da un'ascia in ferro, ed hanno colpito l'anziano mentre la moglie è stata presa per i capelli tanto da rompergli gli occhiali. Oggi in tribunale a Treviso i 2 imputati sono stati condannati per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, l'uomo ad 1 anno, 1 mese e 15 giorni di carcere, la donna ad 1 anno, pena sospesa. L'arma utilizzata per l'aggressione è stata sequestrata e verrà distrutta. Inoltre gli imputati sono stati condannati a risarcire il danno in sede civile, ma dovranno versare una provvisionale di 5.000 a lui e 4.000 euro a lei. Inoltre dovranno provvedere a tutte le spese legali. Anche i genitori però sono usciti malconci dall'aggressione, lui avrebbe rimediato una botta in testa, lei un braccio rotto. Le denunce sono state reciproche e domani 26 settembre in un altro procedimento si deciderà sull'opposizione all'archiviazione per le lesioni subite dai genitori dei bambini. Ladri tentano nella notte un colpo in un mobilificio di Meduna di Livenza, ma una pattuglia dei carabinieri li coglie in flagrante, tra gli arrestati anche un ex dipendente. I carabinieri hanno arrestato 2 albanesi di 40 anni e di 44 anni che hanno fatto un furto all'interno della ditta MAB. Sì, hanno cercato di rubare un bancale di
gli ingranaggi per i cassetti e delle cassettiere, quindi sono stati colti in flagranza mentre stavano caricando la roba del furgone. L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì all'interno del mobilificio MAB di Meduna di Livenza in via dei Prati. I carabinieri hanno fermato i due stranieri di 40 e 44 anni mentre cercavano di scappare dopo aver caricato il furgone. Ma proprio in quel momento una pattuglia dei carabinieri della stazione di Motta di Livenza stava transitando in perlustrazione e li ha fermati in flagranza di reato. La refurtiva è stata restituita all'azienda, mentre i malviventi dovranno comparire davanti al giudice per il processo per direttissima. Ma c'è anche un altro risvolto simpatico della vicenda. Ecco, l'unica nota di colore, diciamo che uno dei due arrestati era un ex dipendente. L'uomo dunque sapeva perfettamente come e quando introdursi in azienda, ma stavolta gli è andata davvero male. Nel 2021 ha percepito il reddito di cittadinanza omettendo però di dichiarare oltre 42.000 euro in contanti con i quali il marito è stato bloccato all'aeroporto di Milano Malpensa. Nei guai una trentenne nigeriana residente a Treviso, l'indagine della Guardia di Finanza. Abbiamo scoperto che una donna straniera residente nel Trevigiano ha indebitamente percepito reddito di cittadinanza per circa 6.400 euro in quanto ha omesso di dichiarare che nel proprio nucleo familiare esisteva la presenza di 42.000 euro in denaro contante. Il reddito di cittadinanza non esiste più, ma continuano ad emergere casi di cosiddetti furbetti, persone che hanno percepito il sussidio pur non avendone diritto. L'ultimo scoperto dalla Guardia di Finanza riguarda una trentenne nigeriana residente nella Marca. Nel 2021 ha percepito 6.400 euro omettendo di dichiarare oltre 42.000 euro in contanti, dei quali è stato trovato in possesso il marito, fermato dai finanzieri all'aeroporto di Malpensa. La prima volta diretto in Nigeria con 34.000 euro in assenza della dichiarazione valutaria, la seconda con altri 8.000 euro contanti mentre stava per imbarcarsi per Casablanca. Grazie all'incrocio dei dati tra coloro che sono stati fermati in porti, aeroporti, presso valichi di confine con al seguito denaro contante e gli elenchi di coloro che beneficiano del reddito di cittadinanza o di altre prestazioni sociali, è stata individuata la donna trevigiana, che dunque ora dovrà restituire l'importo indebitamente percepito. Un'indagine a tutela dei cittadini onesti che dimostra l'importanza dell'incrocio delle banche dati. Su questo è importante rimarcare il ruolo della Guardia di Finanza nell'analizzare le risultanze delle banche dati in sinergia con gli enti preposti, in questo caso l'INPS di Treviso e ovviamente con il supporto della magistratura di Treviso. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con la cronaca. Truffe agli anziani, sono oltre 100 le denunce arrivate ai carabinieri da un anno a questa parte. Ora parte la campagna di contrasto sugli autobus in collaborazione con MOM. Dal 1° gennaio dello scorso anno sono ben 100 i denunciati dai carabinieri per truffe agli anziani, sia con la tecnica dell'abbraccio sia con quella del finto carabiniere, ma anche online, attraverso varie modalità per trarre in inganno i malcapitati cittadini. Nei giorni scorsi 4 sinti residenti a Mestre, 2 uomini e 2 donne tra i 25 e i 35 anni, sono stati denunciati per una raffica di furti proprio con la tecnica dell'abbraccio. Obbligo di dimora e foglio di via per 2 campani dopo un raggiro, quella del finto carabiniere, ai danni di un anziano di Villorba. Ma oltre alle denunce esiste anche un sommerso che non emerge per la vergogna di essere stati raggirati. Poi diciamo che c'è anche un sommerso, no? Perché poi subentrano tutta una serie nei confronti degli anziani, tutta una serie di problematiche relative anche alla vergogna, no? che provano, quindi molte volte gli autori fanno leva anche sul fatto che la persona anziana è un po', come dire, si vergogna a denunciare per tutta una serie di problemi legati alla sua condizione.
Proprio per questa ragione il comando dei carabinieri di via Cornarotta ha intrapreso nei mesi scorsi diverse iniziative per sensibilizzare le potenziali vittime, come la distribuzione di opuscoli contenenti le buone pratiche da assumere per evitare di rimanere vittime del caso in negozi e farmacie, grazie anche ad un accordo con l'ULS 2 Marca Trevigiana e con l'Ordine dei farmacisti della provincia. E ora arriveranno altri opuscoli negli esercizi commerciali, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso Belluno e altri enti collegati. Infine, ecco l'ultima iniziativa antitruffa in collaborazione con MOM. Sulle fiancate e sul retro di 4 bus compariranno vetrofanie contenenti le immagini di militari intenti a rassicurare una coppia di anziani insieme ad una serie di consigli per l'autotutela. Non riguarda solo gli anziani, riguarda anche i giovani che attraverso il QR code, quindi l'utilizzo del telefonino, possono per esempio spiegare ai nonni, ai vicini di casa o ai genitori tutte queste piccole regole di buona vita che ti aiutano a evitare di essere truffati. Ricordo che la truffa, al di là del danno economico, molte volte mina anche l'autostima delle persone, che è un danno ancora più grande. Ci spostiamo ora ad Istrana. Ha abbandonato diversi sacchi dell'immondizia in via Gentile in 2 distinti punti, distanti circa 50 metri uno dall'altro, a ridosso dei contenitori dei rifiuti da passeggio. Così gli agenti della Polizia Locale di Istrana e Morgano, con il personale della Vigilanza Ambientale e del Consiglio del Bacino Priula, hanno passato al setaccio i vari sacchetti, trovando tracce che hanno portato all'individuazione del responsabile. Si tratta di un residente nel comune che è stato sanzionato, resosi conto di essere stato scoperto e non avendo valide giustificazioni ha pagato immediatamente la sanzione pecuniaria. Continueranno dunque i controlli in tutto il territorio per contrastare il fenomeno dell'aumento degli abbandoni dei rifiuti sul suolo pubblico. Gli abbandoni nel territorio comunale avvengono solitamente nel cuore della notte ed i responsabili scaricano i propri rifiuti creando un vero e proprio cumulo di materiale indifferenziato anche nelle vicinanze dei parchetti pubblici. Ed ora siamo allo sport, prima edizione di Giocando senza barriere, stamane agli impianti sportivi di via delle Acquette Sport, festa, inclusione e sane abitudini per 580 bambini degli istituti comprensivi di Treviso. Guarda avanti. Grande! Scuola, sport, condivisione, grande festa agli impianti sportivi delle Acquette per oltre 580 bambini delle classi quinte delle scuole primarie di Treviso per la prima edizione di Giocando senza frontiere, una mattinata dedicata allo sport, al gioco e all'inclusione per far stare insieme i bambini, promuovere occasioni di aggregazione e trasmettere messaggi educativi importanti. Perché oggi si parla di prevenzione fondamentalmente attraverso il movimento, ma attraverso anche la merenda sana. Infatti l'ULS, col Servizio Promozione alla Salute, che è partner del progetto Vicinanze, oggi ha offerto attraverso i panificatori la merenda sana a tutti i bambini. E quindi veramente tanti messaggi, ma uno su tutti è che i bambini devono ricominciare a stare insieme, a incontrarsi, a uscire dalla loro semplice classe o scuola, a incontrarsi tra tutte le scuole del territorio, perché sono contaminazioni che fanno bene ai nostri bambini. Giocando senza frontiere è espressione del progetto Vicinanze, che crea occasioni di incontro e di gioco tra i bimbi di tutti gli istituti comprensivi di Treviso. È un momento importante perché dà un senso di unione, di aggregazione e di incontro per tutti i bambini di tutti i plessi delle scuole primarie di Treviso. Il nome richiama i famosi giochi senza frontiere di un tempo, ma qui l'obiettivo è quello di valorizzare lo sport come strumento di unione, creando così una rete di relazione inclusiva e solidale tra i bambini. Siamo riusciti a mettere in atto 12 discipline, dove praticamente 28 scuole, 574 ragazzi si stanno ruotando e si stanno divertendo, praticando di volta in volta la disciplina che gli viene proposta e soprattutto stiamo facendo molta inclusione. Noi abbiamo in questa giornata anche ragazzi con fragilità. WISPE non lascia a casa nessuno e quindi anche i ragazzi con fragilità oggi sono qui a divertirsi assieme a noi. Ed ora il rugby, dopo l'esordio in campionato con il pareggio strappato a Monigo contro gli Scarlets, coach Bortolami prepara la sfida del Benetton contro Glasgow di venerdì, una trasferta da brividi per i Leoni.
Giocando fuori casa è una partita completamente diversa, per cui in termini di intento e determinazione ci saranno dei momenti forti, ma anche dei momenti in cui dovremo stringere i denti e ripartire. Loro vengono da una sconfitta, per cui saranno molto motivati. Nella Tana del Lupo, nella casa dei campioni in carica. Forse è paradossalmente quello che ci serve, l'insidiosissima trasferta di Glasgow contro gli Warriors, per dare la sveglia ai leoni biancoverdi dopo l'esordio in casa a Monigo, che ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Quel pareggio con gli Scarlets che, se ha certificato il carattere dei ragazzi di coach Bortolami nella rimonta, ha mostrato una squadra che ancora non tiene allo stesso livello tutti gli 80 minuti. E allora testa e gambe alla super sfida in Scozia contro un team che avrà il sangue agli occhi dopo la sconfitta inaspettata nella prima gara di campionato. Mi aspetto una partita, hanno un pacchetto di davanti che logora i primi 5, per cui attaccano molto vicino con i primi 5, vicino al punto di incontro, però poi hanno questa doppia faccia in cui cercano poi di giocare sulla larghezza del campo, per cui sarà fondamentale rispondere fisicamente sui primi placaggi, ma poi ritrovare subito la larghezza della nostra linea difensiva per poter avere i numeri giusti anche sui canali larghi. Penso che possiamo farlo e dovremo provare probabilmente a tenere anche un po' di più la palla, perché è una squadra che basa molto il gioco sul possesso palla. Schemi e tecnica a parte, l'obiettivo è sempre uno. Io vorrei vedere questa determinazione da parte della squadra di rimanere nella partita per gli 80 minuti e lottare palla su palla, metro su metro. Sappiamo che sarà una sfida molto grande, ma possiamo veramente mettere in difficoltà. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano la svolta storica sulla protezione del lupo, il via libera è arrivato oggi dal Consiglio europeo. Questo è un passaggio importantissimo verso una tutela ragionevole del lupo. Con questo passaggio potremo abbassare il livello di tutela del lupo nella Convenzione di Berna. Esulta l'onorevole Dorfmann, che insieme a un gruppo di colleghi europarlamentari ha convinto la Commissione europea a spingere per una revisione della Convenzione di Berna e conseguentemente della direttiva Flora, Fauna, Habitat. All'esito del voto atteso oggi a Bruxelles, il Consiglio europeo ha dato il via libera all'abbassamento dello status di protezione del lupo e con la modifica della Convenzione di Berna Stati e Regioni avranno maggiore flessibilità nella gestione del grande predatore. Oggi abbiamo più di 20.000 lupi nell'Unione Europea, il lupo non necessita più di essere strettamente protetto. La garanzia della tanto attesa certezza del diritto che è mancata completamente negli ultimi anni, aggiunge ancora Dorfmann. Tecnicamente il Consiglio europeo ha votato per il declassamento della specie Canis lupus da rigorosamente protetta a protetta, un voto che apre nuovi e importanti scenari più favorevoli alla tutela dei nostri allevatori e quindi all'effettivo contrasto del lupo, scrive in una nota l'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, che lunedì aveva chiesto al ministro Pichetto Fratin di confermare la posizione favorevole dell'Italia. L'abbassamento del livello di protezione del grande predatore consentirà a Stati e Regioni con popolazioni stabili di lupi di adottare misure concrete per tutelare il bestiame nei pascoli e sugli alpeggi, senza compromettere l'impegno nella conservazione del lupo. Elettrodotti in Valbelluna, 3 giorni fa è stata la provincia a chiedere alla regione la convocazione di un tavolo tecnico. Oggi Vivaio Dolomiti, l'associazione civica che da anni si batte inascoltata per chiedere a Terna il rifacimento del progetto nella media valle del Piave, fa la voce grossa e annuncia ricorsi e denunce. Sul progetto internazionale di razionalizzazione della rete elettrica nella media valle del Piave regnano confusione, posizioni ambigue e dati discordanti. Terna, sprezzante degli stop a ripetizione ricevuti negli ultimi anni, va avanti e quel che appare sconcertante è che di far correre la linea interrata lungo l'asse dell'A27 non vuol sentirne parlare. Stiamo tornando indietro di 20 anni sul progetto, stiamo ritornando a discutere il progetto di Belluno. Non esiste un progetto Ponte nelle Alpi Belluno, esiste un progetto Austria Venezia, che va discusso su un tavolo di concertazione. Tavolo richiesto formalmente il 23 settembre dalla provincia di Belluno alla Regione per un dialogo necessario fra enti per trovare soluzione alle problematiche ambientali segnalate dal territorio al Ministero dell'Ambiente, che però a quel progetto ha dato l'ok e ora vi è attesa per la convocazione della conferenza dei servizi. Deve essere fatta una sospensiva, deve essere fatto un tavolo di concertazione, come ripeto, che vada da Venezia fino al confine austriaco, perlomeno per quanto riguarda il territorio bellunese.
bellunese e trevigiano. Di fatto senza questo tavolo non si può andare avanti. Vivaio Dolomiti oggi ha esposto le sue perplessità motivate da delibere alla mano, tutte contrarie al progetto che si sviluppa in aereo con impatto immaginabile, così come immaginabili sono i rischi per la salute dei cittadini e per l'impatto ambientale. Perciò, in assenza di risposte serie e concrete, Vivaio è pronta a ritornare all'attacco. Siete pronti anche a denunciare? Ma se serve a tutte le azioni giudiziarie in corso, ricorsi, non ricorsi, anche personali, penalmente, perché tutti i documenti che abbiamo visto via negli anni hanno delle direttive ben precise, deliberano delle condizioni ben precise e che quindi se qualche funzionario, se qualche amministratore, sentiremo il nostro avvocato, ha commesso degli atti negli uffici non conformi a quanto era stato deliberato a suo tempo, siamo disposti anche ad andare avanti. Da un colpo di scena all'altro, a 2 settimane esatte dalla turbolenta riunione della Commissione Consigliare Cultura, il clima attorno al presidente della Fondazione Teatri si è fatto cupo. Oggi il suo presidente Ferigutti ha rassegnato le sue irrevocabili dimissioni. La notizia era nell'aria. L'11 settembre ha segnato un punto di non ritorno per il futuro da presidente della Fondazione Teatri delle Dolomiti di Massimo Ferigutti. E al sindaco De Pellegrin, fatte tutte le verifiche del caso, non è rimasto che prendere atto che sì, anche la sua personale fiducia nei confronti di Ferigutti è arrivata al capolinea. In questo clima il presidente della Fondazione Teatri ha rassegnato stavolta per le vie ufficiali le sue irrevocabili dimissioni. La PEC, dopo lunga e sofferta riflessione, è stata inviata oggi direttamente al sindaco che l'aveva nominato 15 mesi fa. Ho riscontrato la mancanza di rinnovata fiducia da parte sua, scrive Ferigutti, presupposto imprescindibile per proseguire con coerenza e efficacia il percorso di sviluppo che avevamo intrapreso. Nella lettera Ferigutti riassume in 12 punti il lavoro svolto dal progetto Culture Link all'avvio della revisione dello statuto per ampliare la compagine sociale dell'ente, dalla nuova sede alle nuove assunzioni, al nuovo tariffario, alle proposte culturali, la collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e da ultimo al bilancio contabile del Teatro Comunale che chiude inutile per oltre 38.000 euro. Risultato mai raggiunto prima, evidenzia Ferigutti. Ora si è aperto il toto nomi per il successore che rumors danno in quota Fratelli d'Italia, il partito dell'assessore alla cultura Raffaele Damiano. Che il suo rapporto con Ferigutti fosse tutt'altro che idilliaco era noto da mesi. A Damiano è atteso alla prova del 9. Quella di forza con il sindaco per ora lo vede trionfatore. Cambio della guardia ufficiale oggi al comando delle Fiamme Gialle di Belluno, dove in mattinata c'è stato il passaggio ufficiale di consegne tra il colonnello Dario Guarino e il colonnello Roberto Azzori, che ha assicurato impegno, dedizione e collaborazione costante con le altre istituzioni del territorio utili per il presidio della tutela della legalità economica. Alla cerimonia nel cortile interno del comando in via Mezzaterra ha partecipato il comandante regionale della Guardia di Finanza del Veneto, generale Riccardo Rapanotti. Longarone Fiere scavalca il periodo di difficoltà e chiude il suo bilancio in attivo, la base per costruire il futuro della società, dice il presidente Michele Dalfarra. L'Assemblea dei soci di Longarone Fiere ha approvato il bilancio al 30 giugno 2024 e per la prima volta negli ultimi 3 anni i conti sono inutili. Una svolta ritenuta quasi irraggiungibile fino a poco tempo fa e che invece ha trovato riscontro grazie all'impegno profuso negli ultimi 18 mesi. Abbiamo costruito questo primo tassello importante di riequilibrio economico-finanziario con dei dati che ci danno fiducia per il futuro, un +10 sui ricavi, un taglio di costi del 10% e un valore complessivamente della produzione che bisogna tornare indietro al 2014 per ritrovare. La base è fondamentale per il rilancio della fiera, per affrontare il futuro con maggiore serenità, un futuro che consentirà di consolidare i prodotti tradizionali e lo sviluppo delle attività. Con i numeri favorevoli si distendono le tensioni e si guarda gli appuntamenti in calendario. Dolomiti Oreca, la fiera per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, è pronta ai nastri di partenza. Il 6, 7 e 8 ottobre addetti del settore, per la prima volta anche il pubblico, interagiranno nel quartiere fieristico di Longarone che si presenterà completamente rinnovato. Abbiamo quindi dei padiglioni rimessi a norma, abbiamo fatto anche dei lavori che facilitano il lavoro dei nostri espositori perché abbiamo cambiato 2000 metri di pavimenti su 7.000, quindi il primo stralcio. Ci sono degli impianti molto più innovativi e consoni a poter accogliere degli espositori che hanno idee creative e innovative e quindi bene.
Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Buona serata.